Presidente Renzoldani, che Trevalli Varesine sarà quella del prossimo 8 ottobre? Speriamo una meravigliosa Trevalli Varesine come negli anni passati. Per noi è un onore, come posso dire, partire da Busto. Oggi siamo a Busto, rinnoviamo la tradizione, però con tante cose innovative. Un percorso innovativo rispetto agli anni passati, quindi si ripete la salita mitica dei Ronchi dei Mondiali 2008 e poi una bellissima novità, gli ultimi due giri per renderli più frizzanti, più impegnativi, dove i corridori potranno darsi battaglia, si farà la salita cosiddetta, arriveremo fino a Gavirate, località Oltrona, e si farà la salita delle Cinque Piante che arriverà in cima a Barasso, davanti al municipio di Barasso, poi Luvinate, Casciago, il Sasso di Gavirate e l'arrivo a Varese. Quindi direi abbiamo cercato di rendere più spumeggiante il finale speriamo di avere i migliori campioni come hanno dato già l'iscrizione alla Trevalli Varesine. E quali sono questi campioni che sono già sicuri di essere al via da Booster Seats? Sicuro finché dopo il mondiale sicuramente non c'è nessuno. Noi speriamo di avere come negli anni passati Venerpool, e poi abbiamo fatto tantissime richieste, abbiamo fatto richieste a Venerpool, scusa, Gaccer l'anno passato, abbiamo fatto le richieste di Venerpool, speriamo che possano esserci, però fino all'ultimo dopo il mondiale non avremo la sicurezza della partenza. Comunque iscritte 17 squadre World Tour, il massimo che si possa avere, e quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Quest'anno il trittico in rapida successione, Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Trevalli come finale. Esatto, finale a Varese del trittico. Il trittico, come si è detto, è un fiore all'occhiello per la regione Lombardia. Cercheremo di renderlo magari nei prossimi anni ancora più brillante, con il suo brillante che sarà dato in premio al vincitore della classifica del trittico.